Meggiugori, siamo entrati nei tempi che precedono il trionfo del cuore immacolato di Maria. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un argomento che credo possa interessare a molti di voi. Miriana, parlando praticamente di quello che sono i messaggi che la Madonna le ha dato, ha diciamo chiaramente fatto una lettura di questi messaggi che portano a pensare che ormai siamo proprio nei tempi che la Madonna, di cui ha parlato la Madonna nei messaggi che precedono il trionfo del suo cuore immacolato, e sono tre questi tempi: il tempo delle grazie, poi il tempo dei segreti e il tempo del trionfo del cuore immacolato di Maria. Quello che secondo i veggenti di Medjugorje noi stiamo vivendo attualmente è un tempo di grazia, il tempo quindi delle grazie. E ecco che bisogna considerare che dai messaggi che ha dato la Madonna possiamo concordare con questa interpretazione che danno i veggenti, che ha dato Miriana nel definire il nostro un tempo di grazie, perché la Madonna ha detto: affrettatevi a convertirvi, perché quando si manifesterà sulla collina il segno promesso sarà troppo tardi. Questo tempo di grazia costituisce per voi una grande possibilità per convertirvi e approfondire la vostra fede. E poi ha aggiunto: tutti i segreti che ho confidato, ha detto la Vergine Santa, si realizzeranno e anche il segno visibile si manifesterà. E Miriana, ecco, su questi primi tre segreti di Medjugorje ha detto che faranno in modo che il mondo si fermi a pensare. E poi la Madonna ha aggiunto: non aspettate questo segno per soddisfare la vostra curiosità. Questo, prima del segno visibile, è un tempo di grazia per i credenti, perciò convertitevi e approfondite la vostra fede. Quando verrà il segno visibile, per molti sarà già troppo tardi. E, e poi la Madonna ha aggiunto in un altro messaggio: cari figli, oggi il Signore mi ha permesso di dirvi nuovamente che vivete in un tempo di grazia. Non siete coscienti, figlioli, che Dio vi dona una grande opportunità per convertirvi e vivere nella pace e nell'amore. Voi siete così ciechi e legati alle cose della terra e pensate alla vita terrena. Dio mi ha mandato per guidarvi verso la vita eterna. Io, figlioli, non sono stanca, anche se vedo i vostri cuori appesantiti e stanchi di tutto ciò che è grazia e dono. E in un altro messaggio ha detto: cari figli, anche oggi vi invito di nuovo alla conversione, aprite i vostri cuori, questo è tempo di grazia, finché io sono con voi, sfruttatelo. Dite: questo è il tempo per la mia anima, io sono con voi e vi amo di un amore incommensurabile. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. E voi che siete lontani dalla misericordia di Dio, convertitevi affinché Dio non diventi sordo alle vostre preghiere e non sia tardi per voi. Perciò in questo tempo di grazia convertitevi e mettete Dio al primo posto nella vostra vita. Quindi è chiaro che questo tempo, che è un tempo di grazia, anche se così non sembra, dati i tragici episodi le tragiche vicende che hanno contrassegnato la storia dell'umanità negli ultimi tempi, questo è un tempo di grazia e che ci prepara al tempo dei segreti. La Madonna ha detto che quando inizieranno i segreti sarà troppo tardi per convertirsi, quindi
tutto ciò che anche di negativo sta succedendo in questo periodo lo dobbiamo considerare come un richiamo, un invito alla conversione, a un cammino serio di conversione. A questo tempo di grazia succederà il tempo dei segreti. E le date chiaramente sono conosciute soltanto dai veggenti e la Madonna, insomma, quindi ha affidato ai veggenti le date e i contenuti di questi segreti, e Miriam ha detto che quando verrà il tempo dei segreti e poi il tempo del trionfo del cuore immacolato di Maria, ha detto che noi, a Dio piacendo, la sentiremo ancora in quel momento, quindi si spera, insomma, che i veggenti possano, almeno loro, insomma, sopravvivere al tempo dei segreti. È un tempo in cui l'umanità vivrà eventi che la segneranno in modo indelebile, e l'umanità uscirà dal tempo dei segreti in modo tale che non sarà più la stessa. E per quanto riguarda sicuramente i 10 segreti di Meggiugori fanno pensare al terzo segreto di Fatima. Gli stessi veggenti di Meggiugori hanno detto che la Madonna avrebbe detto che quello che lei ha iniziato a Fatima lo porterà a termine a Meggiugori. Solo che la differenza sta che, a differenza degli episodi degli eventi che sono stati profetizzati a Fatima nel terzo segreto, a Meggiugori gli eventi saranno annunciati prima che si svolgano, invece quelli di Fatima sono stati annunciati, però non sono state date le date, invece a Meggiugori sì, e quindi sarà una grande grazia poter essere informati delle date, dei segreti e dei luoghi in cui questi si svolgeranno. E Dio ha voluto dare al mondo questa opportunità di sapere in anticipo le date dei segreti e di cosa accadrà e dove, perché a differenza come si chiama, del periodo dei segreti dati a Fatima, ora più che mai il mondo è a rischio di distruzione, e quindi il mondo vuole, Dio vuole che il mondo venga messo di fronte a concedere al mondo, insomma, una estrema occasione di conversione, di ravvedimento. E questo tempo dei segreti sicuramente sarà un tempo molto, molto duro, sicuramente non sarà un periodo facile, e però diciamo che è necessario questa purificazione affinché il volto dell'umanità cambi definitivamente. Anche gli eventi di cui che erano stati profetizzati a Fatima erano eventi molto drammatici, però ecco, quello che può consolare anche della drammaticità dei segreti di Meggiugori è il fatto che questi segreti siano destinati a produrre un bene più grande, nonostante appunto la loro drammaticità, come del resto è avvenuto anche per il terzo segreto di Fatima. E anche nei momenti durissimi dei segreti noi vedremo la manifestazione della gloria di Dio e della sua giustizia, ma anche della sua grande misericordia verso l'umanità, che nonostante le sue ingratitudini, Dio continua ad amare con tutto se stesso l'umanità, per cui Dio non vuole altro che redenzione e salvezza. E sicuramente quei segreti porteranno a compimento il grande piano di salvezza dell'umanità che Dio ha in serbo per tutti noi, e come ha rivelato la stessa Vergine Santa in un messaggio in cui ha detto
detto: siete tutti importanti in questo grande piano che Dio porta avanti attraverso Meggiugori. Dio desidera convertire il mondo intero e chiamarlo alla salvezza e al cammino verso di Lui, che è il principio e la fine di ogni essere, perché Miriana ha ribadito che il progetto di Dio non è quello di distruggere e devastare il mondo e l'umanità, ma quello di rinnovare il mondo, di salvarlo, di rinnovare la faccia della terra, quella del mondo e quella degli uomini, di fare in modo che l'umanità ne esca purificata e migliore rispetto a com'è adesso. Quindi al tempo dei segreti seguirà un altro tempo, che è il tempo dei tempi nuovi. La Madonna lo ha detto chiaramente: figlioli, io vi preparo per i tempi nuovi, e è il tempo in cui finalmente regnerà la pace, il tempo che conoscerà il trionfo del cuore immacolato della Regina della Pace. E chiaramente, ecco, la Madonna sarà al tempo in questo tempo di pace riconosciuta da tutti i popoli come Regina della Pace. Aprirà le porte al Re della Pace e con suo figlio Gesù regnerà come Regina della Pace. Ecco che questo tempo del trionfo del cuore immacolato di Maria sarà un tempo di primavera che riguarderà il mondo intero. La Madonna lo ha detto chiaramente, nei suoi messaggi ha detto: cari figli, oggi desidero aprire a voi il mio cuore materno, vi invito tutti a pregare per le mie intenzioni. Con voi desidero rinnovare la preghiera ed invitarvi al digiuno che desidero offrire a mio figlio Gesù per la venuta di un nuovo tempo, un tempo di primavera. E ha aggiunto la Madonna: pregate per la pace affinché quanto prima regni un tempo di pace che il mio cuore attende con impazienza. E questo tempo di pace sarà un tempo anche di prosperità, perché dove c'è pace c'è prosperità. E la Madonna ha aggiunto: attraverso il vostro sì alla pace e la vostra decisione per Dio vi si apre una nuova possibilità per la pace. Solo così, figlioli, il tempo di questo secolo sarà per voi un tempo di pace e di prosperità, in cui l'umanità godrà della pienezza dei beni spirituali e fisici. La Chiesa anche uscirà da questo periodo dei segreti completamente rinnovata e trionfante. È chiaro che quindi se trionfa Maria e Gesù, e trionfano entrambi, e Gesù è stato il fondatore della Chiesa, non può che trionfare anche la Chiesa. La Madonna ha bisogno però del nostro aiuto per trionfare, lo ha detto chiaramente nei messaggi: io attraverso di voi trionferò. Desidero che insieme, per mezzo dell'amore, i nostri cuori trionfino. Quindi è un trionfo che riguarda il cuore di Maria, ma riguarda tutti noi. Quindi non facciamoci cogliere impreparati, perché, lo ripetiamo, quando inizierà il tempo dei segreti sarà troppo tardi per convertirsi. Anzi, la cosa è che più di un'occasione, insomma, si è trapelato da Meggiugori che bisogna essere pronti in ogni momento a comparire davanti al Signore, e che coloro che non credono e arriveranno al tempo dei segreti senza essere convertiti potranno rimanere talmente sconvolti da quello che accadrà, anche dai primi 3 segreti considerati da molti innocui, che potranno molti rimanere talmente sconvolti, le persone lontane da Dio, che potrebbero morire dallo spavento. Quindi viviamo con forza, fiducia e serenità questo tempo di grazie che ci prepara all'avvento, seppur come dopo una grande tribolazione, a un tempo nuovo, e che vedrà il trionfo del cuore immacolato di Maria e anche il trionfo del cuore di Gesù e di tutti i santi, anche
il trionfo del cuore dei giusti che pregando e digiunando hanno aiutato la madre e il padre a realizzare questo grande progetto di salvezza per l'umanità intera.